Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 10 marzo, una buona giornata a tutti e ben ritrovati nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete. Complice la luna, la giornata si fa di ora in ora più dinamica e rassicurante. Lungimiranti progetti per il futuro scaturiti da un lampo di genio. L'amore va a gonfie vele, sempre più vicino al vostro ideale. Guardatevi però da rivali astuti e poco sinceri. Toro. La voglia di novità è da spronare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Un po' traballante l'equilibrio emotivo, soprattutto a causa della vulnerabilità che non volete manifestare. Gemelli. Parlare dei vostri sentimenti a un amico che vi incoraggia è un piacere a cui non potete resistere. Vuotare il sacco vi fa un gran bene. In casa e in famiglia qualche tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza. In arrivo nuove sfide personali. Cancro. Se il confronto con gli altri vi genera ansia, ridimensionatele. Tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponete un netto rifiuto alle proposte che solleticano le vostre ambizioni ma a cui non potete far fronte. Leone. Siete in primo piano con una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete difendervi da critiche dettate dalla rivalità. Nel caso capitassero degli imprevisti, voi mettete in campo razionalità, senso pratico e ordine mentale. Vergine. Regna un po' di confusione nella sfera amorosa, rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace. Tenete conto di alcune innovazioni valide su cui potrete facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia. È sufficiente la sosta della luna in acquario per essere di buon umore, vi alzate dal letto carichi e propositivi. Bella la sensazione di essere al sicuro, una conferenza allarga il vostro orizzonte, piena fiducia anche nei vostri affetti, dolce metà, famiglia e amici. Scorpione. Mercoledì poco esaltante, con la luna poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare un flop. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia, date la precedenza al bisogno di serenità. Sagittario. Buona amica la luna in acquario che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con il partner la comunicazione è fluida, scambiarsi opinioni e confrontarsi apre la mente ed il cuore. Capricorno. Difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato oggi vorreste sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non potete ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi e poco convinti delle vostre ultime scelte, vi chiudete purtroppo in un silenzio riflessivo. Acquario. Giornata proficua grazie al corteggiamento della Luna a Saturno e Giove. Progetti futuribili grandiosi ma saldamente ancorati alla realtà. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, cambiando schemi e abitudini e rinnovate in positivo la vostra vita. Pesci. Con i figli adolescenti non occorrono lunghi discorsi, vi capiscono al volo e oggi straordinariamente vi obbediscono, stanno davvero crescendo. Bei libri da leggere, tanti spunti per riflettere, il vostro talento creativo ha bisogno di nutrimento. È tutto dalle stelle di Radio.0 per questo mercoledì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0